L'autorespiratore è un dispositivo di protezione individuale di terza categoria. Ciò significa che è un dispositivo destinato a proteggere chi lo indossa da rischi che possono causare conseguenze molto gravi e irreversibili. Il decreto legislativo 81 del 2008 prevede che prima di consegnare un DP di terza categoria, il datore di lavoro abbia l'obbligo non solo di formare il lavoratore, ma anche di addestrarlo al suo corretto utilizzo. Prima di indossare un autorespiratore è necessario verificare cosa prevede il fabbricante e quindi quanto è contenuto nel libretto e nelle istruzioni. Una volta verificato che il dispositivo sia stato correttamente manutenzionato e controllato secondo le scadenze prestabilite dal fabbricante, è possibile passare al suo indossamento. Il corretto utilizzo dell'autorespiratore prevede i seguenti passaggi. È necessario estendere la cintura e gli spallacci. Quindi è necessario indossare l'autorespiratore come uno zaino, procedendo successivamente a chiudere e stringere la cintura e gli spallacci. A questo punto è necessario disattivare l'erogatore, agendo sull'opportuno pulsante. Quindi va collegato l'erogatore alla linea di media pressione dell'autorespiratore. Aprire la valvola della bombola e verificare la pressione sul manometro. Per una bombola da 300 bar, l'indicazione del manometro non deve risultare inferiore a 270 bar, mentre per una bombola da 200 bar, l'indicazione del manometro non deve risultare inferiore a 180 bar. Per verificare la tenuta di pressione è necessario chiudere la valvola della bombola e verificare sul manometro che la pressione non scenda più del 10 bar al minuto. Per verificare il funzionamento del segnale sonoro di bassa pressione è necessario chiudere parzialmente l'uscita dell'aria sull'erogatore e attivare la valvola sullo stesso. La pressione sul manometro scenderà e l'avviso acustico si dovrà attivare quando la pressione scende sotto i 50 bar. Quindi va premuto il pulsante per disattivare l'erogatore. Quindi si può passare alla fase di indossamento della maschera. Allargando la bardatura della maschera si posizionerà prima il mento e poi far aderire l'intera maschera al volto facendo passare le cinghie sopra il capo. Quindi vanno tirate prima le cinghie del collo, poi quelle posizionate sulle tempie e infine quelle sopra il capo. Per verificare la tenuta della maschera si posiziona il palmo della mano per tappare il connettore della maschera e quindi si inspira e si trattiene il respiro. Non dovranno essere percepite delle fughe d'aria lungo l'aderenza della maschera al volto. A questo punto si può procedere con l'apertura della valvola della bombola e quindi si collega l'erogatore alla maschera. Per attivare la valvola è necessario inspirare profondamente. A questo punto siamo pronti.